Buongiorno e ben ritrovati a tutti cari amici nella nostra rubrica A2 A2. Dopo aver celebrato ieri la solennità di Pentecoste, oggi, memoria di Maria, Madre della Chiesa, ascolteremo la testimonianza di una coppia, di una famiglia. Dopo aver ascoltato qualche settimana fa la testimonianza di Carlo ed Elena, che nel frattempo hanno gioito per la nascita di Rachele, oggi ascolteremo la testimonianza di Lelle e Maurizio Bez da Tarso. Ha scritto recentemente Papa Francesco: la storia del noi. Questo orizzonte è presente nello stesso progetto creativo di Dio. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse: siate fecondi e moltiplicatevi. Dio ci ha creati maschio e femmina, esseri diversi e complementari, per formare insieme un noi, destinato a diventare sempre più grande con il moltiplicarsi delle generazioni. Dio ci ha creati a sua immagine, a immagine del suo essere uno e trino, comunione nella diversità. Ascoltiamo come questo si realizza nella vita della coppia di sposi che incontreremo e come questo, attraverso la vocazione degli sposi, si realizza all'interno della Chiesa. Ciao a tutti, siamo Maurizio e Lelle e abitiamo a Tarso. Siamo sposati da 36 anni e abbiamo 3 figli grandi. Il più grande sta in Svezia e ha una bambina di 2 anni. Cristina vive e lavora a Trento e ha da poco un bimbo che ha 3 mesi e mezzo. E il più giovane Michele vive e lavora a Trieste. Ci siamo conosciuti molto giovani, io avevo poco più di 16 anni e Maurizio 18. La consapevolezza che il matrimonio è una vocazione non è stata una cosa immediata, anche perché non c'erano prospettive chiaramente subito del matrimonio. E ci siamo stati comunque aiutati dapprima col cammino che abbiamo fatto col gruppo giovani della parrocchia. Poi, una volta entrati in Azione Cattolica, abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare assieme a altri giovani dell'associazione a un cammino organizzato e seguito da Don Roberto Battistin. Questo ci ha resi consapevoli che effettivamente sposarsi è una scelta importante e sposarsi è una scelta e una vocazione a cui siamo chiamati. Col tempo abbiamo maturato la convinzione che siamo chiamati a vedere Dio nel volto dell'altro, nel volto di chi ci sta vicino. È Dio che si manifesta attraverso l'altra persona. Poi il servizio che offriamo al di fuori della coppia, per esempio verso i figli, verso i genitori anziani, verso le altre persone, è possibile se nella misura in cui riusciamo ad amare, a perdonare, a condividere tutto col nostro partner. Abbiamo sempre cercato di vivere la situazione di servizio, ad esempio il consiglio pastorale, gli organismi di partecipazione quando i nostri figli andavano a scuola, come coppia, portando sempre lo stile e la sensibilità della coppia, anche quando l'attività era svolta da uno solo di noi due. Per parecchi anni abbiamo lavorato insieme ad altri sposi e sacerdoti ad un cammino diocesano per fidanzati. È stato un motivo di crescita per il nostro matrimonio, ma anche una presa di coscienza di come la vocazione al matrimonio e la vocazione al sacerdozio si completino a vicenda. In questo gli sposi aiutano il sacerdote nel calarsi nella concretezza e nel comprendere che si dovrebbe sempre trovare l'accordo per procedere insieme. Il sacerdote aiuta noi sposi a non appiattirci nella routine e nella monotonia qualche volta della quotidianità,
a guardare in alto, a non perdere di vista la chiamata alla santità a cui tutti siamo chiamati. Crediamo che in questo momento, in cui i figli sono grandi, la nostra vocazione sia di essere a servizio della comunità, nel seguire i cammini di preparazione al battesimo, nel consiglio pastorale parrocchiale, nell'unità pastorale, nel catechismo in parrocchia. In diocesi, nel partecipare alla commissione famiglia diocesana. L'essere inseriti nella Chiesa e collaborare con altre persone e vocazioni ci ha fatto pensare più che a uno strumento alle voci di un coro. Le varie voci si ascoltano tra di loro per non sovrastarsi, per non scomparire e per contribuire insieme a realizzare la melodia pensata dall'autore. La canzone che ci rappresenta. Abbiamo pensato a un brano che abbiamo cantato nel nostro matrimonio. È Io oggi ti prendo di Giosy Cento. Ci ricorda come la nostra vita sia diventata una nel nome del Signore. A due perché? Ci è venuto in mente il brano di Genesi, in cui si dice: non è bene che l'uomo sia solo. Ecco, il Creatore stesso ci ha pensato come coppia e insieme realizziamo la nostra vocazione.